Il comune di Ancarano si rivolge al TAR del Lazio per evitare che si sblocchi il progetto del rigassificatore di Zaule. Il comune di Ancarano ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro 2 decreti del Ministero italiano dell'Ambiente che riguardano il progetto di realizzazione del rigassificatore di Zaule. Ad Ancarano si teme che i decreti in questione possano far aggirare lo stop all'impianto imposto dalle autorità del Friuli Venezia Giulia. Nel comunicato stampa sottoscritto dal sindaco di Ancarano, Gregor Steremchnik, si fa riferimento a 2 decreti emanati dal Ministero italiano dell'Ambiente, rispettivamente nel febbraio del 2015 e nel maggio del 2016. Il più recente certifica il rispetto di tutte le prescrizioni da parte dell'azienda investitrice Gas Natural, mentre il secondo fa riferimento al parere dell'amministrazione portuale triestina sul rigassificatore di Zaule, inizialmente negativo ma poi sostituito con un parere positivo. Il comune di Ancarano rileva che i 2 decreti ministeriali possono diventare un espediente per tentare di aggirare il blocco al progetto sul rigassificatore di Zaule imposto dalle istituzioni locali. I 2 decreti infatti consentirebbero di suddividere il progetto in 2 fasi distinte per le quali non sarebbe necessaria un'unica valutazione di impatto ambientale. Riguardo ai motivi che hanno portato al provvedimento legale, Steremchnik lamenta una totale inattività in questo senso da parte del comune di Capodistria ed il fatto che il governo sloveno non abbia mai avviato direttamente dei procedimenti contro la costruzione del rigassificatore, ma si sia solo affiancato ad iniziative già in atto.